deciso di partecipare a questa manifestazione, a questa corsa? Perché penso che sia un'occasione molto bella per stare tutti insieme, perché a me piace molto la corsa e quindi quando ci sono queste occasioni di riunione insieme a tutta questa gente a me piace moltissimo, perché è un'occasione per allenarsi e per stare tutti insieme. Gara competitiva oppure no? Non competitiva, però speriamo il prossimo anno di riuscire a iscriversi prima, a fare il certificato in tempo e fare quella competitiva da 12 km. Per correre in compagnia. Io partecipo per fare una camminata, non competitiva. È la prima volta? No, la terza volta. Come mai quindi ogni anno partecipa? Per fare una cosa diversa nella mia città. È una buona causa, in poche parole, dai. Tutto quello che fa la WISP, che sa poco, condivido. Che cosa si aspetta? Niente in particolare, sta a correre, allenarmi e stare insieme. La 34esima edizione vuol dire che è una cosa bella, vuol dire che è dura e che soprattutto è una festa di gente, di popolo, di famiglie. La gente sta occupando tutta la città ed è una bella festa, è una grande soddisfazione. Noi abbiamo fatto il possibile perché questa potesse essere realizzata. Voglio ringraziare i 36 volontari che ci danno, della protezione civile, che ci danno una mano per far sì che la viabilità non venga, soprattutto non venga sconvolta. Quindi ci chiediamo veramente, e voglio ringraziare la WISP che ha dato tanto perché questa 34esima edizione fosse a questo livello.